Buonasera a tutti ragazzi, previsioni del tempo per il weekend dell'Immacolata, quindi per sabato 7 e domenica 8 dicembre. Quindi ragazzi, 2 giorni che secondo me non ci sarà proprio nulla da dire, qualche temperatura un po' bassa al nord come sempre, però partiamo per ordine, quindi andiamo in Valle d'Aosta dove sabato e domenica saranno diciamo parzialmente nuvoloso o limpido, quindi temperature dai 4 ai 10 gradi, quindi in Valle d'Aosta, ciao Avvocatella, 7 e 8 ragazzi sarà ma al massimo nuvoloso. Poi ragazzi ci spostiamo in Lombardia, la stessa cosa in Lombardia ragazzi, sabato e domenica 1 grado, 8 gradi, quindi un attimo della dica. Quindi anche in Lombardia 2 giorni tranquilli, quindi forse nuvoloso, quindi diciamo che è difficile. Lo stesso per il Piemonte, 2 gradi e 3 gradi con massime fino a 9 gradi, quindi anche qui soleggiato, quindi sereno. Poi andiamo in Liguria dove sarà uguale, solo che le temperature già saranno un po' più altine, quindi da 6 a 13 gradi e da 7 a 13 gradi, quindi sabato e domenica. Quindi poi andiamo dove stai tu Avvocatella, quindi sabato e domenica da 0 gradi a 9 gradi, da 3 a 9 gradi, però sarà sereno, quindi 2 giorni ottimi. Il problema è un po' il freddo, quindi sabato, cioè domani, da 0 gradi a 9, domenica da 3 a 9 gradi, quindi diciamo 2 giorni freddino, questo è a finale, quindi nulla di che. Poi vediamo il Veneto, la stessa cosa, come il Friuli Venezia Giulia, sì, sì, 2 gradi, 8 gradi, 5 gradi, 9 gradi, quindi diciamo che al nord, come sempre, fa freddo, quindi diciamo in Trentino Alto Adige invece è qua, tocchiamo un po' meno 4, massimo 3, meno 3, massimo 2, quindi sabato e domenica in Trentino Alto Adige ragazzi sarà sereno ma farà veramente freddo, quindi diciamo che sarà così. Poi andiamo in Toscana ragazzi domani ci sono precipitazioni, quindi 8-13 gradi e domenica nuvoloso, quindi in Toscana ci saranno rovesci domani, però domenica poi sarà una bella giornata. Quindi poi andiamo in Emilia Romagna, la stessa cosa, 3-4 gradi le minime col massime di 9 sia sabato che domenica, quindi sereno. Quindi ho fatto diciamo proprio un approfondimento bene bene. Nelle Marche le temperature già incominciano ad alzarsi ragazzi, dai 7 gradi ai 14 gradi, dai 9 gradi ai 14 gradi, per lo più sereno, quindi anche nelle Marche ragazzi il tempo è buono. Lo stesso per l'Umbria, uguale, sabato e domenica tranquilla, quindi sereno, parzialmente nuvoloso, 7 gradi, 14 gradi, quindi in tutta l'Italia più o meno sarà quasi buono, quindi vediamo il Lazio, nel Lazio ad esempio ragazzi, sabato e domenica ci saranno rovesci qui, le temperature da 4 ai 9, dai 5 ai 9, quindi ci sarà una percentuale di pioggia del 50%, quindi è metà e metà, quindi può piovere come non può piovere. Poi andiamo in Molise, la stessa cosa, temperature stabili da 6 a 14 gradi, quindi tranquillo. In Campania domani pioverà, a pareva, 14 gradi quindi fa caldo e domenica sereno, quindi ti pareva che noi, però la precipitazione è al 70%, quindi così così. Poi andiamo nella Puglia dove sarà sabato e domenica ottimo tempo, 6 gradi, 16 gradi, quindi sereno. Basilicata altrettanto sereno, 4-12 gradi, 5-13 gradi, quindi 2 giorni perfetti. In Sicilia la stessa cosa, 4 gradi, 16 gradi, quindi solo da me qua piove allora, come ho capito. In Sardegna la stessa cosa, 8 gradi, 16 gradi, 10 gradi, 16 gradi sereno.
Calabria la stessa cosa, però un pochino più o meno i gradi, 7-10 gradi sia sabato che domenica, però sereno. Allora, l'Abruzzo invece domani sarà meno 2-12 gradi, 0-12 gradi, però sarà sempre sereno con qualche nuvolosità sparsa. Quindi diciamo che è rimasta la Sardegna ho detto già 8-16 gradi, 10 gradi, sì. Ragazzi, comunque per portarla a termine ho detto tutte le regioni, quindi saranno la maggior parte bel tempo da tutte le parti, al massimo nuvoloso, qualche pioggia come avete visto in Campania, sul Lazio, ma poi per il resto, ragazzi, sarà bel tempo ovunque. Le temperature giustamente a nord fa più freddo, si sa, quindi mano a mano che si scende aumenta la temperatura, però saranno 2 giorni all'insegna, diciamo, del bel tempo, un po' freddino a nord, stabile al centro e un po' più caldo a sud, quindi buon weekend dell'Immacolata a tutti quanti, ragazzi, quindi non vi scassate troppo a tavola, mi raccomando, mantenetevi vicino alla tavola con la mano destra, così con la sinistra solo mangiate, oppure l'incontrario, poi dipende da che cosa siete, mancini o no. Comunque mantenetevi vicino a tavolo, ragazzi. Quindi noi ci sentiremo comunque con altri video, quindi queste sono le previsioni per il weekend dell'Immacolata, quindi l'ho fatta regione per regione proprio per essere più preciso, ma comunque a finale, ragazzi, pioverà un po' sul Lazio e un po' sulla Campania, quindi poi domenica invece sarà bel tempo ovunque, quindi solo domani su Lazio e Campania. Vi auguro buona serata e ci sentiamo più tardi, ragazzi. Arrivederci.